L'effetto superbonus ha provocato una crescita esponenziale di imprese, ma anche una moria esponenziale. In Veneto in questi 3 anni hanno chiuso 780 imprese. Non potremmo anche chiamarle non imprese, nel senso che sono imprese che non hanno una sua solidità. I dati sono quelli di Infocamere sul registro imprese che portano alla luce un nuovo fenomeno legato alla fine delle agevolazioni in campo edilizio. Delle 780 aziende che in 3 anni in Veneto hanno aperto e chiuso se ne contano 202 a Verona, 156 a Padova, 131 a Venezia, 119 a Treviso, 115 a Vicenza, 43 a Rovigo e 14 a Belluno. Imprenditori che diventano imprenditori all'ultimo minuto, senza nessuna professionalità, con una cazzuola e un secchiello, non puoi aprire un'impresa. Qui bisogna mettere in campo proprio un'azione di accesso alla professione, di professionalità, perché dopo alla fine la si paga. Se questa è la situazione del settore edile, c'è una più ampia panoramica che mostra un'industria manifatturiera veneta che sta viaggiando con il freno a mano tirato, indicatori con il segno negativo anche nel bellunese e nella Marca trevigiana. In flessione la produzione, meno 5,4% a Treviso e meno 6% a Belluno, in calo la raccolta ordini dell'estero, meno 6,7% a Treviso e meno 5,8% nel bellunese, sempre rispetto allo scorso anno. Non va meglio per gli ordini nazionali, in riduzione sul quarto trimestre 2022 del 3,1% a Treviso e del 3,8% a Belluno. Tiene il settore alimentare e dei macchinari. Un rallentamento dovuto all'inflazione, alla crisi geopolitica e a una situazione internazionale di crisi generale, vedi la Germania. Siamo arrivati anche al 3,5%. Considera che il 75% degli impianti viene sfruttato, ecco, non al 100%, ecco. E questo fa rallentare. Intanto domani in Parlamento ci sarà la presentazione dell'attività delle Camere di Commercio italiane all'estero. Stiamo lavorando, spiega Pozza, perché il sistema camerale possa essere elemento di esportazione e investimento per aprire nuovi mercati. Il Veneto esporta 80 miliardi e quindi credo che il sistema delle Camere italiane estere al mondo possa sicuramente dare quel supporto nel trovare nuovi mercati, ampliarli di più e via.